Matelica fa parte del cratere del terremoto. Una problematica e un'opportunità. La problematica è che Matelica, come tutte le zone del terremoto, ha subito gravi danni e quindi sta riorganizzando un po' tutta la parte produttiva per cercare di passare all'ordinarietà, di tornare alla normalità, e questo è doveroso e c'è tanta voglia di farlo. Ma bando alla retorica, c'è una grande opportunità post sisma per il verdicchio di Matelica. Perché? Perché abbiamo toccato con mano, cosa banale ma essenziale, che la vitivinicoltura di qualità è un'attività compatibile con un territorio sismico, perché fortunatamente il vino di qualità non è un prodotto a chilometri zero, quindi non è un prodotto che subisce la crisi, il blocco commerciale di un territorio. I vigneti sono assolutamente una fabbrica, è una catena di montaggio dell'uva che assolutamente non ha subito dei danni da terremoto. Le cantine qualche piccolo danno purtroppo ce lo hanno avuto, più che a livello strutturale, a livello impiantistico molti serbatoi purtroppo sono collassati a seguito soprattutto dell'azione sussultoria del terremoto. Però dobbiamo dire che il verdicchio ha retto benissimo a livello di attività imprenditoriale, non si è minimamente fermato, nonostante che il terremoto è caduto probabilmente nel giorno di maggiore capienza delle cantine, perché la scossa più grande è caduta il giorno dopo che era finita la vendemmia, quindi col massimo delle cantine e delle capienze delle cantine saturate. Però abbiamo visto che appunto la vitivinicoltura può essere una grande opportunità di rinascita del territorio, perché è all'aria aperta, perché è su ampi spazi e perché, ripeto, la commercializzazione del vino può avvenire a distanze senza limiti di spazio e di tempo, e quindi può superare le problematiche contingenti del terremoto. Il Verdicchio Matelica compie 50 anni di DOC. Subito una precisazione: noi con il Vinitaly abbiamo iniziato i festeggiamenti, le celebrazioni, ma non vogliono assolutamente essere delle celebrazioni, delle medaglie d'oro da appendere sul verdicchio per dire complimenti, sei stato bravo. No, noi vogliamo celebrare il cinquantennale dando evidenza a come il tempo ha certificato la qualità del progetto vitivinicolo del Verdicchio di Matelica. Come sappiamo, il tempo è il più grande selezionatore, è il più saggio selezionatore. Ci sono tanti vitigni che un tempo c'erano, adesso non ci sono più. La tradizione è dinamica, per cui la tradizione non ha un aspetto solamente museale. Il vino di 100 anni fa, ma non il verdicchio, tutti i vini d'Italia e del mondo 100 anni fa erano diversi da come sono oggi. Ma seguire la tradizione, dare proseguo alla tipicità, non significa fare le cose come 100 anni fa, ma significa dare dinamicità sensoriale ai prodotti, migliorando la conoscenza del prodotto. Il Verdicchio di Matelica è la punta dell'iceberg del mondo del verdicchio. Come sappiamo, il verdicchio copre due grandi DOC: Verdicchio dei Castelli di Iesi, Bassa Vallesina; Verdicchio di Matelica, Alta Vallesina. È l'unica valle che non ha minimi contatti con il mare. Questo fatto fa sì che nell'Alta Vallesina regni un clima continentale con fortissime escursioni termiche. Queste grandi escursioni termiche creano un comportamento nella fisiologia, nel metabolismo della vite completamente diverso da quello che succede nel verdicchio, nella Bassa Vallesina, che invece vive un clima totalmente mediterraneo. Un vino alcolico, morbido, caldo, ma ancora acidico, molto citrino, molto limone, ma un limone armonizzato da un pH che fa da legante fra l'alcolicità e l'acidità. Ma soprattutto a ciò seguito un vino molto molto propenso all'invecchiamento. È un rosso vestito di bianco, nel senso che ha un comportamento di affinamento nel tempo, di maturità, di terziarizzazione, di mineralizzazione unico, oserei dire, al mondo. Bisogna scomodare gli Chablis, bisogna scomodare alcuni vini, alcuni Riesling, bisogna scomodare gente molto importante, sicuramente più famosa del Verdicchio Matelica, per poter comparare dei profili sensoriali così complessi.
stiamo cercando, l'obiettivo dell'Enoteca regionale è quello di creare un sistema più ampio di accoglienza sul tema enogastronomia e provare a fare innamorare, emozionare e innamorare il consumatore turista della Calabria e dei suoi vini. Il New York Times ha citato la Calabria come una delle 52 mete al mondo da non perdere, e la motivazione è per la sua enogastronomia, per la sua cucina, per cui è un invito quasi del New York Times a lasciare o comunque ad accompagnare a quelle che sono le mete turistiche standard o comunque classiche della Calabria, che sono prevalentemente il mare e poi la montagna, che hanno una forte stagionalizzazione sempre più ristretta. È un invito appunto a renderci conto, probabilmente una spinta più che un invito a capire che forse dobbiamo puntare di più sulla nostra cultura enogastronomica e provare in questo modo, con questi temi, ad allargare la stagione turistica. Riguardo il vino, sì, non solo Cirò, perché effettivamente purtroppo la comunicazione moderna ci costringe a semplificare. Il consumatore vuole legare un prodotto a un territorio e quindi per non sbagliare, probabilmente per farsi uno schema, però la Calabria è complessa e noi vogliamo comunicare questa complessità della Calabria un po' in antitesi a quelle che sono ormai le aspettative del mondo della comunicazione, anche le modalità del mondo della comunicazione. Quindi vogliamo dire che la Calabria è un mosaico, possiamo dire. Siamo qui a Vinita, ci siamo rappresentati, l'abbiamo rappresentata la Calabria con un mosaico di scenari diversificati, dal mare alla montagna, dai fiumi ai laghi, alla Sila, cioè il Cirò è uno dei vini col suo gaglioppo, ma in Calabria abbiamo 300 vitigni, nei nostri vigneti ci sono 300 vitigni, alcuni dei quali più importanti ovviamente il gaglioppo a Cirò, ma non possiamo dimenticare il magliocco delle terre di Cosenza, il magliocco canino dell'Ametino, il nerello mascalese e il calabrese nella zona di Reggio, i passiti, i grandi passiti fatti con il greco bianco e il mantonico nella Locride, o l'altro grande passito calabrese che è il moscato di Saracena fatto col moscatello, la guarnaccia e la malvasia. Si scia guardando il mare, c'è una località, e non è la sola, dove si scia in Calabria, che è in Aspromonte, Gambari, dove si scia guardando il mare, ma poi spostandoci più a nord si scia in Sila, dove si arriva fino a 2000 metri sul livello del mare. Io sintetizzo sempre, per queste peculiarità, la Calabria come fresco sud. Mi piace molto questa sintesi, appunto perché poi anche io ci cado un po' nell'esigenza della comunicazione, nella sintesi, che forse è pure giusta, e fresco sud che sta a indicare appunto che la Calabria è una contraddizione per le sue peculiarità orografiche, per la sua cultura, e questa freschezza, che è un po' in antitesi al sud, la ritroviamo anche nei vini e caratterizzano l'equilibrio dei nostri vini, che sorprendono proprio per questo, per la freschezza. E spiegare appunto che c'è molto altro è difficile, però non possiamo negare che i bronzi di Riace sono un simbolo che rappresentano davvero la nostra storia. Possiamo dire che i bronzi di Riace fanno sintesi, per chi li legge, come una cultura, una civiltà che dura da millenni, e con la cultura c'è sempre la gastronomia e il vino che camminano a braccetto. Con greco di bianco.